Siamo a 33 metri sul livello del mare e siamo a Marina di Tertemia. Siamo prontissimi per visitare questo nuraghe Nastasi e lo facciamo subito prima che cali il buio. No, c'è la sigla! A boga sola, a borta storrada e mano sonata. Senti caffè che onda scude de don si vedrà mole te. S'ultimo amore pesa d'un sale. San Beneren, petana un pare. E dai, canto mare, e vai, e non tornare, e vai. Questo potrebbe essere un punto di accesso a questo nuraghe, che è costituito da una torre centrale e 4 torri laterali che sono comunicanti fra loro tramite un cortile interno. Che onda. L'ultimo amore sta andata in noi, fini sul mare, non torna se. Ecco, qui possiamo vedere la parte esterna di quello che sembra la torre centrale del nuraghe. S'arrezza stua arziata smanna su contro donzi male. E qui invece abbiamo accesso alla prima delle 4 torri laterali, che presenta anche una scalinata abbastanza ripida per salire. Proviamo a vedere cosa riusciamo a fare eventualmente. Non c'è, diciamo, spazio sufficiente per poter girare, però come possiamo vedere là abbiamo il mare e qui sembra appunto che di fronte a noi ci sia la torre centrale di questo nuraghe Nastasi. Possiamo notare, diciamo, questo particolare di queste 2 pietre, diciamo, che sono appena appoggiate fra loro, e c'è questo lastrone gigante sulla destra di dimensioni veramente imponenti, e a questo punto possiamo già scendere e procedere con la visita degli altri lobby. Ok.
qua ci potrebbe essere un'ulteriore, diciamo, torre oppure nicchia. Direi che forse potrebbe essere più classificabile come nicchia che torre. Comunque abbiamo la sua architrave qua su in alto. Procediamo a visitare l'altra parte rispetto all'entrata che abbiamo trovato. Oltre questa apertura si apre, diciamo, un ambiente. Ecco, questa potrebbe essere ciò che rimane della torre principale, visto che è quella che ha la posizione assolutamente centrale di tutta la struttura. Qui siamo in presenza di una altra torre laterale. Come potete vedere i massi sono, diciamo, disposti in maniera abbastanza irregolare e buona parte delle fessure riempite con ciottoli di dimensione minore. Questo nuraghe ci piace molto. Questo andamento non so se possa suggerire l'esistenza allora di una scala, di un accesso alle parti superiori, non è molto ben definita. Ed oltre questo varco abbiamo l'ultima delle 4 torri laterali, che è appunto completamente inaccessibile, ostruita da blocchi. Questo nuraghe è costituito da una torre centrale con un bastione che corre tutto attorno, che lo racchiude, e questo bastione presenta 3 lobi. Questi 3 lobi sono diciamo, uniti fra di loro da mura che sono curvilinee.
Abbiamo terminato la visita a questo nuraghe Aleri, purtroppo alcuni punti non sono accessibili perché ci sono lavori in corso, quindi se doveste venire fate veramente molta attenzione. Vi salutiamo con questo panorama assolutamente stupendo e vi ricordiamo di mettere i like e seguirci sulle nostre pagine di YouTube, Facebook e Instagram, perché più like mettiamo e più diffondiamo e più riusciamo appunto a divulgare l'esistenza di questi posti stupendi. Che dire di altro? Basta, alla prossima, Ciao! ciao.